Un cordiale saluto a voi tutti amici e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il meteo. Mai come in questa occasione risulta interessante sapere quella che sarà l'evoluzione del tempo, visto il peggioramento che si verificherà soprattutto nel corso della giornata di lunedì. Diciamo che l'aria fredda che ha caratterizzato gli ultimi giorni si è ben immagazzinata sul nostro territorio e sopra quest'aria fredda scorreranno delle correnti umide accompagnate da una perturbazione che dall'Atlantico appunto arriverà fino da noi. Si scaverà un minimo di pressione previsto al largo della Corsica, o meglio tra la Corsica e il Golfo del Leone, nelle prime ore di lunedì è circa 998 ettopascal, e appunto questa minimo di pressione creerà le condizioni per un peggioramento del tempo che si manifesterà già nelle prime ore di lunedì, dapprima sui settori occidentali del Veneto e poi in diffusione su tutto il Veneto. A causa appunto del freddo le precipitazioni risulteranno nevose anche sulle zone pianeggianti. È una mappa qui di fianco a me con la quale volevo farvi vedere la possibile distribuzione delle precipitazioni nevose sul nostro territorio. Possiamo notare come buona parte della pianura veneta sia caratterizzata da queste precipitazioni nevose e vengono tralasciate le zone più meridionali e quelle costiere, ove l'acqua subito cadrà appunto su queste zone, mentre sul resto della pianura cadrà la neve. Sarà più intensa sulle zone diciamo di pianura più interna e quelle più settentrionali, specialmente il Veronese, il Vicentino e la parte settentrionale della provincia di Treviso. Ovviamente nevicherà sulle zone montuose e ci sarà il rischio di vedere dei cumuli significativi appunto anche sulle zone pianeggianti, punte anche di 15, localmente 20 centimetri, maggiormente interessanti sulle zone pedemontane. Poi con il passare delle ore, specialmente nel corso del pomeriggio, del tardo pomeriggio e sera, la pioggia potrebbe prendere sopravvento su buona parte della pianura, però diciamo che poi nel corso della notte le precipitazioni saranno in attenuazione, quindi il grosso del manto nevoso rimarrà su buona parte del territorio pianeggiante. Il tempo sarà in graduale miglioramento a partire da martedì. In effetti questa bassa pressione evolverà a goccia fredda che interesserà soprattutto poi il centro-sud, e con l'ultima mappa volevo farvi vedere la distribuzione delle alte e delle basse pressioni in quota. Possiamo notare con i colori sull'azzurro una bassa pressione che interesserà soprattutto il centro-sud Italia, mentre si erge un promontorio di alta pressione più a occidente, quindi si potrà apprezzare un miglioramento del tempo. Ovviamente a causa della possibile nevicata che interesserà lunedì, invito tutti a molta prudenza negli spostamenti con le automobili, soprattutto nel corso del pomeriggio di lunedì, quando le precipitazioni saranno più intense. Con ora concluso, ci sentiamo nel prossimo appuntamento.